Grazie, scusate. Buon pomeriggio. Carissimi amici, desidero ricordare insieme a voi i punti salienti e coerenti con gli scopi della nostra associazione che hanno contraddistinto nell'anno sociale 2014-15 il mio servizio quale governatore del distretto, da leggere, come ci invita a fare il nostro governatore, non certo in chiave nostalgica, quanto piuttosto in chiave prospettica, ricavandone forti motivazioni per una contestualizzazione nell'impegno lionistico per il presente e per gli anni a venire. Posso dire che è stato un anno sociale che in tanti, e io per primo, ricordiamo con gioia e soddisfazione, perché vissuto dai Lions del distretto con passione e intensità ben al di là di incarichi, attribuzioni o mandati specifici. La volontà di impegnarsi, di spendersi con dedizione e competenza si è concretizzata in molteplici attività di servizio, piccole e grandi, che è persino difficile enumerare e analizzare nei minuti a disposizione. Il governatore distrettuale, così recita l'articolo 3, sezione prima del regolamento distrettuale, sotto la supervisione generale del Consiglio di amministrazione internazionale, rappresenta l'associazione nel suo distretto. Tra le sue responsabilità specifiche, rilevanti sono quelle di promuovere gli scopi e le finalità dell'associazione e di promuovere la Fondazione Lions Club International. In questa circostanza, pertanto, mi limiterò a ricordare alcuni accadimenti da me ritenuti più significativi e coerenti appunto con le suddette responsabilità specifiche. Creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo. E quale migliore modo per promuoverlo se non con il poster per la pace? Rilevante è stato il numero dei club che hanno aderito al poster per la pace, con la partecipazione attiva di alunni, di scuole, di professori. Attraverso premi nelle scuole, mostre, calendari, il coinvolgimento è stato diretto anche alle istituzioni e alla cittadinanza. L'impegno corale e la qualità dei disegni selezionati hanno consentito che il poster selezionato dal nostro distretto nell'anno sociale 2014-2015 si sia classificato al primo posto a livello nazionale e secondo ex aequo a livello internazionale. E che dire poi del campo Italia Lions Giovani Disabili? Nell'anno 14-15 ci siamo imbarcati in questa nuova esperienza con l'avvio del campo nazionale Giovani Disabili, che ci ha visto protagonisti per 3 anni in campo internazionale, accogliendo insieme all'apporto insostituibile dei LEO, giovani disabili provenienti da ogni parte del mondo, 2 settimane di attività in amicizia e fratellanza, rafforzando nei giovani con disabilità la fiducia in se stessi. Partecipare attivamente al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità. Abbiamo sottoscritto ben 2 protocolli d'intesa con l'assessorato regionale alla salute. Grazie all'impegno e al grande lavoro preparatorio svolto dall'allora delegato al Service Nazionale Franco Cirillo con l'assessorato regionale sanità, è stato sottoscritto in data 13 novembre 2014 il protocollo d'intesa tra il Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico e il nostro distretto. Il protocollo ha avviato un rapporto di collaborazione paritario per l'effettuazione di un monitoraggio su vasta scala del rischio dipendenza mediante opportuni questionari, aventi come obiettivo la lotta alla dipendenza da gioco, altrimenti detta ludopatia, problema di scottante attualità e di rilievo sociale. È notizia di questi giorni che l'Assemblea regionale ha approvato la legge contro la ludopatia e il gioco d'azzardo. Un altro protocollo, sempre con l'assessorato regionale sanità,
è stato sottoscritto l'8 aprile 2015, grazie al contributo di Aldo Giglio e dal delegato il compianto Armando Belpasso sulla prevenzione negli ambienti domestici. Inoltre l'istituzione di un premio Lions biennale di euro 5.000, denominato Startup d'impresa innovativa, al fine di dare un aiuto concreto ai giovani siciliani in cerca di prima occupazione, che abbiano idee innovative ma con difficoltà economiche e organizzative per creare e avviare un'attività imprenditoriale. Di questo dobbiamo rendere merito alla felice intuizione di Giuseppe Ingrassia, allora direttore del nostro centro studi. E ancora un altro scopo: unire i club con i vincoli di amicizia, fratellanza e comprensione reciproca. Ci siamo riuniti il 19 aprile 2015 per il Lions Day, un Lions Day organizzato a Caltagirone con i club che sono confluiti da tutta la Sicilia e dove abbiamo fatto sentire forte il ruggito dei Lions, scendendo in piazza, allestendo gazebi con le attività di maggiore rilevanza, quali il camper per le visite oculistiche e audiometriche, la raccolta degli occhiali usati, la consegna di 2 cani guida alla presenza della cittadinanza e di noi tutti, con l'orgoglio del nostro essere Lions. Sì, abbiamo dimostrato non solo di essere Lions, ma soprattutto di fare i Lions. E sempre coerentemente con questo scopo, mi inorgoglisce ricordare a voi tutti il gemellaggio tra il nostro distretto e il distretto 415 Algeria, avvenuto il 17 marzo a Catania e il 1 maggio ad Oran, in Algeria, in occasione del 20° Congresso Nazionale di Algeria, con la riconferma del patto di gemellaggio. Promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza, fornire un luogo di dibattito per discussioni aperte su tutte le questioni di interesse pubblico. Sotto questo profilo, innumerevoli sono state le iniziative. Ne citerò una: il convegno organizzato con l'insostituibile apporto di Francesco Bizzini presso l'Aula Magna dell'Università di Catania dal titolo «Accoglienza in Italia, quale politica per l'immigrazione». L'evento ha visto la partecipazione di personalità di rilievo, tra cui il medico Pulvirenti, guarito dall'Ebola contratto in Sierra Leone. A riguardo desidero riproporre, in quanto di cogente attualità, quanto ebbe a dire nel corso del suo intervento il direttore dell'Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo, avvocato Federico Soda. Ebbe a dire: iniziative come quella promossa dal Lions Club Distretto 108 YB Sicilia hanno un impatto di rilievo ai vari livelli, perché contribuiscono a stimolare decisori politici, operatori territoriali e la stessa opinione pubblica. Il tema sociale, accoglienza e lotta contro le schiavitù nel mondo, scelto dai Lions siciliani, è uno dei pilastri della strategia dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni verso la realizzazione di una migrazione a beneficio di tutti. E concludo riferendo del nostro impegno per promuovere la nostra fondazione. Il grande apporto di tutti ha consentito di incidere notevolmente sulla raccolta di fondi per Lions Club Foundation, che è stata di gran lunga superiore al budget programmato. Abbiamo avuto nel mio anno il privilegio di avere la visita del Presidente internazionale della Fondazione Palmer a Catania dal 7 al 9 giugno. Ha potuto verificare l'eccellenza di quanto realizzato dal nostro distretto col contributo della nostra Fondazione internazionale. La Casa del Sorriso di Catania, cui abbiamo donato nel corso della visita un automezzo per consentire ai volontari della stessa di eseguire ronde notturne volte a dare aiuto di cibo e vestiario a indigenti senza dimora che si trovano per le strade di Catania e non solamente. Grazie al contributo della Fondazione abbiamo dotato la cucina della casa anche di un forno industriale. La Casa Vacanze Disabili,
che ha ospitato per 3 anni i giovani del campo disabili. Palmer, infine, ha presenziato al Teatro Bellini a una serata magistralmente progettata e concretizzata da Maurizio Gibilaro per la raccolta fondi pro il morbillo. Il messaggio che mi sento di dare è quello di promuovere costantemente gli scopi e le finalità della nostra associazione. Ho lavorato bene oppure male? Questo giudizio lo lascio agli altri. Quello che so di certo è che ho lavorato costantemente lungo la strada già tracciata da tutti coloro che mi hanno preceduto con spirito di servizio e grande onestà. Su questa strada, sono certo, continueremo a ritrovarci tutti insieme ancora per molto all'insegna del Luiser. Un saluto e grazie per l'attenzione.